Buondì, se c'è ancora in ria al lago Centro Cadore a Cialauz, per un'altra puntata dentro la nostra dente. Se c'è qua per parlare di pesca e avevamo con noi il responsabile del bacino numero 4 Centro Cadore, Giuseppe Giacobbi. Una volta pesca golea di sopravvivenza, se pesca per sopravvive, ma qui? Anche Alberta non le pi così, effettivamente non si va più a ciapatrute pa mangiare. Una volta l'era importante perché comunque l'era una delle basi per andare a sopravvivere che in montagna, l'era le trute, l'era le rane, l'era gli osiei, l'era i sciosse. Una volta la pesca serveva appunto perché le famiglie avevano bisogno di mangiare. Adesso invece non è più la pesca per mangiare, è la pesca che è diventata un hobby. Noi siamo pescatori sportivi appunto per questo, ed è diventata una passione. La passione la porta a fa conoscere questo tipo di passione che abbiamo con tutti i nostri sistemi e problemi che abbiamo per gestire le acque per la roba della pesca. Hai capito? Allora andiamo anche a conoscere che tipi di pesche che si trovano in questi laghi, in questi torrenti, e anche a vedere come che vie in situazioni ambientali avverse, perché d'estate magari è più facile, ma d'inverno la sopravvivenza è più problematica. Guarda, veramente proprio questo concetto qua, sono un posto di montagna, perciò d'inverno addirittura al lago la seiata anche con 50 cm di iata sopra, perciò ti può capire che diventa un po' come gli esquimesi, se può dire. Come specie che avevano tante specie, soprattutto qua al lago avevano, a parte le specie pregiate che è la truta, marmorata, l'afario o il salmerino alpino, avevano il temolo che le pesche le ormai apprezzate in tutta Italia, avevano dentro tutta Italia che è in pescata da noi. Dopo avevano altre specie molto pregiate tipo il persico reale, che è ottimo per le carni, avevano le carpe, le tinche, avevano i luci inte, avevano le scardole, le alborelle, insomma in Tecate Lago avevano tantissimi pesci. Una varietà. Tanti, che le anche pesce molto pregiati, te vai via al lago del Garda e hai gli stessi nostri pesci e ha proprio la cultura del pesce. Noi avevamo ti manco la cultura degli altri pesci, avevamo la cultura della truta, la truta è il pesce per eccellenza per noi. E come ti dicevi tu appunto, d'inverno i pesci ha difficoltà a sopravvivere, nel senso che il lago si sbassa forte perché sto callo è un lago artificiale e perciò andando in do al crea dei problemi alla fauna ittica. Però diciamo che la maggior parte dei pesci si adatta e si riesce a sopravvivere. Le carpe per esempio, per dite una, si butta in mezzo al fango e sta sotto là e passa l'inverno. Al persico reale si riunisce in branchi e collega in tempi freddi e magna. Le trute invece le sta sempre in attività perché è il periodo che va a deporre i goe per terra per poi a procedere nel futuro della specie. Hai capito. Ma allora diciamo che durante l'inverno loro le diventa prolifiche? Sì, le trutte durante l'inverno, difatti la pesca noi qua la Seron al fine di settembre e la Verdon poi a marzo, perché da fine settembre fino a marzo il ciclo biologico che va a deporre i goe. Del lago i depone lungo le sponde, invece dei torrenti i va a chattare le bulle dei torrenti e le va là. Questo è il ciclo naturale, però essendo un team tutto quanto artificiale che da noi è un team problematico sta facendo qua. Allora noi d'inverno insieme ai biologi della provincia vado a cercare di andare a trovare i riproduttori che i migliori, li tirano fuori, li portano a Bolzano Bellunese, là tira fuori i goe e fanno nasce i goe di allevamento, perché purtroppo in natura il pesce sopravvive solo al 20%, non di più. Diciamo che fare una fecondazione assistita? Diciamo più o manco che sia una roba del genere, lentin particolare come concetto, però cercano appunto di continuare a ripopolare le nostre zone dando un aiuto. Mentre in natura sopravvive il 20%, te in allevamento arriva anche all'80%, te capirà che è un'ottima situazione. Sì. Questo è dovuto appunto perché abbiamo tutte le robe artificiali, tutti i nostri laghi, i torrenti, le centraline, il lago, la diga, al Vassuado, allora al tiraia l'habitat naturale appunto perché le fai. Funziona sempre lo stesso, però anziché essere al 100% adesso è al 30%. Una volta non era problemi perché il PIA arrivava fin a Venezia, adesso avevano le dighe che sbarra. Prima i torrenti arrivavano fin su alla sorgente, adesso avevano le centraline che i tagliano, allora noi per compensare che le robe che non ha sepina dura, facciamo noi con
ti lavori qua che andano a ciappasse gli avanotti, che si chiama le trute piccole si chiama avanotti, e li portano sui vari corsi d'acqua e li bucciano inte. Anche perché penso che una volta che li avevi bucciati non è che sopravvive tutti diventa grandi. Sì, no, la natura fa in modo che solo un 20-30% si sopravvive e sarebbe già un bel risultato 20-30%. Per farti un esempio, su 1000 trute che bucciano inte, se rua 20 adulte le sarebbe già un ottimo risultato. A proposito di sopravvivenza dei pesci, sì. Sai che le anche altri problemi legati alla loro vita, alla loro morte, sì. alla loro morte soprattutto. Sì, te hai ragione, è anche un evento naturale che sta succedendo ormai da 3-4 anni e i famosi cormorani, noi pescatori non li possono sopportare. Perché dal 2006 Itaca è in su da Belun, i rua su stormi da 70-80 cormorani, ogni cormorano mangia mezzo chilo di pesce, te può capire che per noi è un disastro a usare il design, perché fosse 3 o 4 non è problemi, ma 70-80, siccome abbiamo tutti i corsi d'acqua che non le più naturali, come dicevo prima, che avevano tutte le dighe sopra, per esempio per Arola dovrà girare 40 metri cubi d'acqua al secondo, in gira 4, perciò oltre ai cormorani avevamo anche gli aironi, altre specie che migratori che non le specie nostre, che ormai le si adatta a vivere qua perché sta cambiando l'ambiente e in nidifica gli aironi te li vede sotto il mare e qua in montagna da noi avevano 12 aironi a Peraruò e i magna il pesce e il picciol. Allora comunque che l'altro diciamo che chi più pericolosi è i cormorani e soprattutto chi che immigra in qua perché è tanti, che è stanziali è 7-8 ma che vive tranquilli e noi che non gli dà fastidio. Lei i gruppi grossi che ruado qua che ne crea parecchi problemi. Ma se riusciti in qualche modo a arginare il problema? Sì, noi avevamo qua avete delle bandierine, le chiamiamo le bandierine o fili dissuasori, telebuse che le trute che va in frega, di modo che guardano la buca e i cormorani noi si accorde che le la busa e tira dritto. Le invece i gruppi più piccioletti che diventano i furbetti che si calano sopra della busa e si fa tirare sotto alla corrente e ne mangia le trute, si fa tirare fuori dalla corrente e anche i fili dissuasori ne servire a poco. E ne frega perché se ti vede pescate te gli ammire, dopo noi io odiamo perché ne mangia i pesci, ma se ti vede pescare è una meraviglia vedere come che immagino. Gli aironi invece si attacca sulle rive e là tutto quel che passa vicino se li mangia. Dimmi una roba, ma a livello di eventi sportivi, giusto per concludere? Sì, guarda, a livello di eventi sportivi noi pescatori sono appunto pesca sportivi, abbiamo i campionati provinciali, regionali, italiani e pesca alla truta, noi come associazione li partecipiamo, quest'anno abbiamo visto anche 2 campioni provinciali, perciò ottimo risultato. E invece che è più importante che sono riusciti a fare una manifestazione a livello nazionale della pesca ciappa e mola. In su da tutta Italia a pescare da noi nei nostri fiumi, nei nostri laghi, pesca appunto da tutta Italia il 10 e l'11 di luglio e in ca pescare e così vede anche il nostro patrimonio che sono entrati da poco nell'UNESCO, le Dolomiti patrimonio dell'umanità e le belle perché portava avanti il famoso pescaturismo che tutti quanti adesso continuano a dire. Sono arrivati ai livelli fate capire degli austriaci o degli sloveni che loro per noi prima erano dei miraggi invece adesso sono ai loro livelli. Una curiosità, dimmi. Ma che la barca là? Che la barca là Alberta è l'ecobarca, è andata al comune dei Pie e panetà al lago e noi ladoriamo appunto a panetà le sponde e la superficie del lago, la serve appunto tirai a tutta che la porcheria che andò dal PIAE, noi partiamo alla mattina, le perde operatori che monta su, si fa il giro del lago, al netta tutta sopra la superficie, poi nella porta là vicino alla ria e noi tirano fuori la squaze e le buccionte in parte, mentre tirano fuori la legna e domandano ai pescatori chi ne devo portarsela via. Tutti di questo? Quasi tutti di sì, non tutti di proprio perché è tutto volontariato, perché noi siamo un'associazione di volontariato e allora facciamo qua anche a un team di tempo, ma in questo periodo caro sono fuori quasi tutti i giorni. Bene, allora, visto che davanti a queste bellezze credo che non vale la pena di fermarsi, magari farò un'altra puntata, sempre per entrare alla nostra dente, dove che parlo di altri aspetti del lago. Allora si chatterò appunto per un'altra puntata di entrare alla nostra dente, noi e il nostro lago.